passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica in pazza, allora dai tutti in piazza. Eccoci qua, quale miglior location per augurarvi un buon Natale in questo freddo inverno che è arrivato, ma che porta ovviamente all'inizio questo sapore natalizio. Noi siamo arrivati qui nelle Marche, esattamente a Fano, in occasione di Natale Più, un appuntamento importantissimo della cittadinanza per unirsi e vivere il Natale, ma soprattutto ricordarsi anche del volontariato, per cui sono un servizio importante che vi dà spunto e modo di capire che fondamentalmente a Natale c'è purtroppo sempre chi sta peggio di noi, ma in modo particolare quando fai i regali non ti dimenticare di farli alla moglie. Allora, non dimentichiamo anche a Natale sempre volontariato, infatti qui siamo con una nutrita schiera di amici, fra i quali c'è Alessandro Daddio, coordinatore attività Telecom. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, la vostra iniziativa è veramente molto interessante perché associa Teleton, Avis e anche la scuola primaria Corridoni. Esattamente, ed è l'unica iniziativa di questo genere che si ha nella regione Marche e in Italia. Quindi questo vi fa onore e soprattutto è un esempio, diciamo, a chi ci sta vedendo in questo momento che nel periodo natalizio c'è sempre chi sta peggio di noi. Certo, tutti questi bambini corrono e giocano, tutti vorrebbero farlo, ma non tutti possono, specialmente quelli colpiti da malattie genetiche. Questi bambini stanno correndo e distribuendo cuori di cioccolato per i bambini più svantaggiati. Bene, allora noi intanto la ringraziamo, poi tra l'altro abbiamo anche un membro dell'Avis di Fano, quindi questa associazione, diciamo così, a scopo benefico, devo dire che quest'oggi ha dato dei risultati positivi. Diciamo che questa piazza, la piazza della città di Fano, ha sempre dato tantissimo a Teleton, anzi, come dice Sandro, il nostro amico Sandro, perché Avis, Aido e Teleton sono un'unica grande famiglia, la piazza di Fano è quella che ha dato di più in questi anni come città, in tutta la regione, grazie anche alla bellissima collaborazione che c'è con la scuola Corridoni, a tantissime bambine e bambini che ogni anno sono qui in piazza ad abbracciare familiari, genitori, nonni e i cittadini che sono qua per riempire di tanto gioia, di tanto cuore questa bellissima piazza. Bene, allora non dimentichiamoci a Natale che c'è sempre chi ha bisogno di noi, grazie e ovviamente buon Natale a tutti. Buon Natale! E viva il dono! Allora siamo insieme a Lucarelli della Proloco di Fano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno allora, a voi. Una furcina di iniziative qui in piazza in questa domenica per abbracciare la solidarietà. Ma assolutamente sì, questo è un Natale più bello, noi l'abbiamo chiamato così, il Natale di Fano si chiama il Natale più, una serie di iniziative e ovviamente tra le tante iniziative non può mancare la solidarietà. Collaboriamo ormai da anni con Avis e con Teleton per questa bellissima giornata dove si fa la solidarietà appunto per Teleton e per anche tante altre iniziative. Bene, quindi quest'anno sotto l'albero di Natale cosa si ci potrà trovare qui a Fano? Ma guarda, sotto l'albero di Natale, in tutto il periodo natalizio, attività, divertimento, giochi per bambini. Abbiamo una stupenda via dedicata totalmente ai bambini, si chiama la Via dei Ciliegi e dei Bambini, con un albero particolare, l'albero artistico del Signore Seri, che è proprio qui vicino. Nell'albero di piazza, tanta solidarietà, oggi pomeriggio addirittura abbiamo il Carnevale che viene rappresentato qui con diverse attività circensi, abbiamo la pista sul ghiaccio che è qua vicino, quindi veramente c'è tanto divertimento e tanta solidarietà. Bene, grazie e buon Natale. Buon Natale a tutti voi. A Natale cosa potrete trovare sotto l'albero? Sicuramente tanti piccoli doni per questa qui. Tanti regali per Sofia sicuramente, perché poi è l'unica bimba in famiglia, l'unica nipotina. Il Natale si dice che è per i più piccini, però poi i grandi si offendono se non arriva il regalo. Ma È vero. Soprattutto le mogli. Sicuramente, però la cosa che speriamo di più sicuramente è veramente tanta felicità, sembra banale però non lo è, felicità e tanta salute per tutti. Ottimo, grazie e buon Natale. Ciao! Qui a Fano abbiamo anche Diletta che non si diletta perché è veramente molto brava nelle cose che propone. Quindi cosa si può trovare?
Allora, qui abbiamo tutti i prodotti cuciti a mano, sono prevalentemente bamboline e angioletti, quindi per addobbare il Natale di ogni casa. Bene, quindi un angioletto che crea angioletti, direi che siamo perfetti. Bene, buon Natale e buon proseguo. Grazie anche a voi, buona... Perché il Natale è anche sogno, è anche saper sognare. Vuole dare lei un buon Natale a qualcuno? Ma certamente, buon Natale! Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza, ovviamente ben incappucciato perché? Perché è iniziato l'inverno e fa freddo, ma soprattutto in questo inizio inverno porta anche l'atmosfera del Natale, un po' dappertutto si respira, anche in Emilia Romagna in modo particolare abbiamo fatto una cappatina sia a Carpi che anche a Rio Saliceto, per cui guardati il servizio e se ti fossi perso qualche pezzettino del programma, beh, potrai sempre andarlo a recuperare sul nostro portale che è tuttoinpiazzatv.com. Time of year. Eccole qui, grazie, buona serata. Morirò per te, Stefania e Sonia. Di cosa parla il cuore, l'ho capito. Di questo amore mio per te infinito. Dai provocanti tuoi semplici baci. Mi sono accorta, sai, che tu mi piaci. Ed è per questo che una serenata sotto la luna stregata io canto per te. Morirò per te, per questo grande amore che mi ha sconvolto il cuore da quando sei con me. Morirò per te, se non ci sarà il sole, risplenderà l'amore, ora è sempre qui per noi. Buonasera a tutti, ciao, buonasera. Diamo il benvenuto anche ai Canarini, forza Canarini, ciao. Morirò per te, Stefania e Sonia per voi. Tra le tue forti braccia c'è passione e se mi stringi perdo la ragione. Soltanto tu il mio cuore sai rubare, da questo sogno non farmi svegliare. Ed è per questo che una serenata sotto la luna stregata io canto per te. Morirò per te, per questo grande amore che mi ha sconvolto il cuore da quando sei con me. Morirò per te, se non ci sarà il sole. A Montebelluna, panificio Andolfato AU e LU vi dà il benvenuto con prodotti genuini, tradizionali e appena sfornati, come dolci e salati, realizzati con farine integrali, lievito madre, di provenienza biologico e di alta qualità. CB Motorsport, in via dell'Artigianato 15, Vedalago di Treviso. Autofficina, gommista, elettrauto, servizio, revisioni multimarche, professionalità e passione per i motori.
Sei single? Club di Più ti offre incontri con persone libere, motivate e che ti assomigliano. Chiama subito il numero che vedi in sovrimpressione. Guarda foto e annuncio al sito clubdipiù.com. Club di Più, ci prendiamo cura della tua felicità. Elmec SRL, produzione e lavorazione di carpenteria metallica e lavorazioni meccaniche di precisione, tornitura, fresatura, piegatura, saldatura, in ferro, acciaio inox, alluminio, su disegni del committente. A Padova, Iteco Impianti, risparmio energetico in classe A, con riqualificazione energetica, detrazioni fino al 65%, inoltre caldaie e sostituzione veloce. Visiti il nostro sito. È destino di tutti accompagnare qualcuno, è destino di tutti essere accompagnati. Nel momento del bisogno, l'eleganza e la cortesia ci contraddistingue da tutti. B&B Onoranze Funebri a Montebelluna e a Volpago del Montello. Fontolan è a Padova dal 1959 per offrire esperienza e professionalità a chi ama la propria casa. Progettazione di ambienti e restauro del mobile, decorazioni di interni, scenografie, studio e applicazione del colore su tutte le superfici. A Sandona di Piave, la Stefano Trasporti SRL, trasporti eccezionali, specializzata in trasporti di media e grandi dimensioni sia nel territorio italiano che in tutta Europa. L'eccezionalità per noi è la normalità. Onoranze Funebri Tonin Pietro. Dagli anni 30 la famiglia Tonin organizza cerimonie funebri e cremazione con discrezione, professionalità e attenzione ai minimi dettagli. Servizio di disbrigo pratiche ed addobbi floreali. A Montebelluna, Top Gym Palestra. Uno staff di professionisti ti aiuteranno a raggiungere una buona condizione fisica offrendoti programmi e soluzioni mirati personalizzate. Torneria Peruzzetto produce e distribuisce luci LED per uso residenziale. Venite a trovarci per un preventivo gratuito. Siamo a Ponte di Piave, località Negrissia, in via degli Alpini 1/B. Stamattina profumo di festa, apro la mia finestra, sento la gente passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti, siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica in pazza, allora dai tutti in piazza!